68. Campagna elettorale sempre più accesa per il referendum di separazione. Venezia Mestre, comitati e associazioni per il sì hanno denunciato l'assessore Zuin per diffusione di notizie false. Grandi navi, ascoltato dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato, il presidente dell'autorità portuale Musolino ha dichiarato che in 2 anni potrebbero essere pronte le banchine a Marghera. Denuncia in procura nei confronti del comune di Ames per non aver lasciato a casa il personale scolastico nei giorni dell'acqua alta, nonostante la sospensione dell'attività. Non è stata garantita la sicurezza. Via libera ai fondi per terminare il Mose entro il 31 dicembre 2021 e l'impegno che si è assunto il governo nel comitatone alla presenza di Zaia e Brugnaro. Continuano i lavori per risistemare la strada di Cavallino Treporti, dove ieri si è aperta una voragine, danni ingenti, la denuncia, ci sono troppi punti critici. A grande richiesta, dopo il successo di ascolti di sabato scorso, torna il documentario sui giorni drammatici dell'acqua alta a Venezia e del litorale devastato, appuntamento sabato alle 21:15. Una poltrona per 2,5. Torna per il secondo anno l'iniziativa dedicata ai giovani sotto i 26 anni per avvicinarli al teatro con prezzi accessibili. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Campagna elettorale sempre più accesa per il referendum di separazione. Venezia Mestre, comitati e associazioni per il sì hanno denunciato l'assessore Zuin per diffusione di notizie false. Tutti i presidenti delle associazioni del Comitato per il Sì, sono diverse persone, hanno ritenuto che la campagna elettorale fosse gravemente inquinata da false comunicazioni da parte dell'assessore al bilancio e alle aziende partecipate. Pubblicazione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Procurato allarme presso l'autorità, abuso della credulità popolare. Sono i 3 articoli del Codice Penale su cui si basa la denuncia presentata in procura da associazioni e comitati per il sì al referendum nei confronti dell'assessore al bilancio del Comune di Venezia Michele Zuin. Le notizie false riguardano il casinò, il fallimento e le condizioni catastrofiche in cui verrebbe a trovarsi l'azienda, la CTV, aumento dei biglietti e anche questo condizioni di dissesto patrimoniale dell'azienda e l'aumento delle tariffe Tari, dirette a dire avrete una situazione catastrofica se vi dividete, mentre dovete o astenervi o votare no, ma lui predica l'astensione in maniera da cercare. Questo è un inquinamento illecito della campagna elettorale. Secondo i proponenti il referendum ha dovuto e sta dovendo superare boicottaggi di ogni tipo. Diversi cittadini ci hanno segnalato dei disservizi sugli uffici per il rilascio della tessera elettorale. Noi crediamo che non sia ammissibile che a pochi giorni da un referendum così importante gli uffici funzionino male. Stavo volantinando a Santa Maria del Giglio, è passato Agostini col prefetto e dopo 5 minuti sono arrivati i vigili, mi hanno identificata, chiesto la carta d'identità fotografata e mi hanno chiesto le autorizzazioni per volantinare che invece non ci volevano. Le difficoltà incontrate sulla strada del referendum per la creazione dei comuni di Venezia e Mestre hanno spesso, secondo i comitati, un denominatore comune. La paura di chi teme di perdere posizioni di privilegio, di potere, che a volte hanno consentito anche degli sprechi colossali a Venezia, perché su Venezia piovono tanti soldi e vengono spesi spesso molto male. E i comitati e le associazioni per il sì alla separazione hanno presentato anche un ricorso al TAR. La legge regionale, dicono, non prevede il raggiungimento del quorum. Il quorum non esiste in un referendum consultivo e la legge istitutiva che disciplina il referendum, la legge regionale del Veneto 1 del 1973, parla molto chiaro. Referendum abrogativo e referendum consultivo sono 2 cose nettamente distinte. La legge regionale non prevede il raggiungimento del quorum per un referendum consultivo, quindi neanche per quello del 1 dicembre sulla creazione dei comuni di Venezia e Mestre. Lo sostengono i comitati per il sì, che in questo senso hanno presentato un ricorso al TAR.
C'è inoltre un'altra norma di cui comitati e associazioni chiederanno l'applicazione ed è l'articolo 6 della legge regionale 25 del 1992. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata. Se noi vediamo che c'è un risultato diverso e che in una zona c'è quorum e c'è sì, noi a quel punto chiediamo l'applicazione di questo articolo 6,3 della legge regionale. Il referendum che si celebrerà tra pochi giorni è una storia travagliata che passa anche per una sentenza del Consiglio di Stato che a settembre lo aveva dichiarato legittimo riformando in tal senso la decisione del TAR del Veneto del 14 agosto 2018. Una cosa devo ricordare, che eravamo 4 sfigati, è vero, eravamo 4 sfigati all'inizio, nel 2013 a raccogliere le firme, ma con una motivazione formidabile e durante questi lunghi 6 anni siamo riusciti a passare questa motivazione formidabile alla città. Un no netto invece alla separazione di Venezia e Mestre arriva da Gianluca Schiavon della Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista. Essere contro la separazione del Comune di Venezia non significa essere per lo status quo. Il Comune deve essere profondamente riformato, bisogna ridare centralità ai cittadini e ridare poteri alle municipalità che sono gli organi più vicini alla cittadinanza. I problemi di Venezia e di Mestre non si risolvono dividendosi. Gianluca Schiavon della Segreteria Nazionale di Rifondazione Comunista conosce entrambe le realtà e non ha dubbi sull'esistenza di problemi da risolvere in Laguna come nell'entroterra, ma non ne ha neanche sul fatto che la loro soluzione non può essere la creazione di 2 comuni autonomi. Ci sono dei processi, al di là che ci sia 1, 2, 5, 15 comuni, che vanno gestiti con una dimensione che non può essere quella di un comune oggettivamente piccolo nel contesto veneto, quale sarebbe quello di Venezia, e un comune grande, potente sull'aeroporto, potente a quel punto sul porto commerciale, e che però non è capoluogo né di regione né della città metropolitana. Quindi le due cose stanno insieme. Schiavon respinge anche l'idea che un'amministrazione dedicata servirebbe a fermare il processo di spopolamento in atto negli ultimi decenni. È un problema gravissimo che va però risolto con legislazione nazionale e legislazione regionale. Ricordo che un minuto dopo che si facesse il Comune di Venezia distinto da quello di Mestre, la legislazione, le leggi statali e le leggi regionali resterebbero invariate. Quindi avremo immediatamente una caterva letteralmente di conseguenze negative, da il biglietto della CTV a problemi fiscali e tributari, che campa a cavallo che il legislatore nazionale o il legislatore regionale cambi e introduca il fantomatico statuto speciale di Venezia. Un appuntamento, quello del voto per il referendum sulla separazione Venezia-Mestre, che Antenna 3 seguirà in diretta a partire dalle 21:15 di domenica per una maratona non stop prima e dopo la chiusura dei seggi. Collegamenti costanti con i nostri inviati per aggiornarvi sull'esito del voto e di commenti dei risultati. Parliamo ora di grandi navi. Ascoltato oggi dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato, il presidente dell'autorità portuale Musolino ha dichiarato che in 2 anni potrebbero essere pronte le banchine a Marghera. Sentiamo. Noi siamo in grado di mettere a posto la prima banchina in circa 9 mesi e tutte e 2 le banchine in un totale di 20. Quindi in meno di 2 anni saremo in grado di spostare direttamente una parte consistente del traffico. Saremo già in grado di ipotizzare per l'estate prossima una serie di iniziative e di interventi che deflazionino il passaggio nel canale della Giudecca. Ascoltato dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato, il presidente dell'autorità portuale dell'Adriatico settentrionale ha dichiarato che in 20 mesi potrebbero dunque venire allestite le banchine alternative a Porto Marghera per l'attracco delle grandi navi. Questo secondo il piano concordato nel Comitatone del 2017. Il piano regolatore portuale, ha ricordato poi, prevede che il canale abbia un fondale di 12 metri e non è possibile ripensarlo. Gli impianti del Mose fissano questa quota in maniera definitiva, continua, senza contare l'inutilità della conca costata 653 milioni. Quella conca di navigazione che dovrebbe servire a far funzionare il porto in presenza dell'alzata delle barriere del Mose, che a quanto mi consta è costata 653 milioni di euro di denari pubblici, non servirà mai
alla funzione per la quale è stata costruita. È disallineata rispetto alla diga Frangifluter Breakwater, e questo significa che o i comandanti delle navi sono fondamentalmente dei piloti di Formula 1 assieme ai piloti di porto in condizioni meteo-marine perfette, o quella conca di navigazione è inutilizzabile. E alla Commissione Lavori Pubblici del Senato è stato sentito oggi il Presidente della Regione Luca Zaia sulla salvaguardia di Venezia e il Mose. Se non funziona sarebbe una tragedia di forse più grande spreco della storia mai conosciuto dalla comunità internazionale. Se funzionerà si confermerà un'opera di grande ingegneria e quindi diciamo che è un'opera spendibile a livello internazionale, altrimenti sarà un grande fiasco, ma insomma, solo i pessimisti non fanno fortuna, andiamo in questa direzione. Non è che vengo in audizione per dire che la Regione non c'entra niente, perché questo è chiaro, forse qualcuno ancora non l'ha capito. È un'opera dello Stato, la Regione non ha funzioni né nei cantieri né nelle programmazioni, tant'è vero che ieri in comitatone, quindi su volontà anche del Presidente del Consiglio, si è deciso di fare un tavolo di coordinamento gestito dal Prefetto di Venezia per informare ogni mese gli enti territoriali dello stato dell'arte. Gli mancano ancora 320 milioni dei 5 miliardi e mezzo, ieri si è deciso di andare avanti, la fine lavori è garantita per il 2021, questi sono i dati che ci danno a livello nazionale, dopodiché ovviamente si tratterà di metterlo in funzione. Denuncia in procura nei confronti del Comune di Venezia di Ames per non avere lasciato a casa il personale scolastico nei giorni dell'emergenza acqua alta, nonostante la sospensione delle attività scolastiche. Sentiamo. Omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Con questa motivazione CGIL, CSA e UIL hanno presentato un esposto in procura contro il Comune per aver gestito male, dicono, il fronte scolastico durante l'emergenza dell'acqua alta. L'attività in nidi e scuole materne di Venezia, Lido e Pellestrina era infatti stata sospesa, eppure il personale si è dovuto recare comunque sul posto di lavoro. Pensate che il giorno 13 hanno mandato le persone a scuola, poi alle 10 mattina hanno detto scappate via, andate via tutti, ma è normale questa cosa? Vi sembra che siamo in un paese civile? Che io sappia, nessun tecnico è andato a verificare se le condizioni erano da poter che il personale potesse lavorare in sicurezza. Ad esempio, rischio elettrico, chi l'ha verificato? A Pellestrina un povero Cristo è morto folgorato. Cosa aspettiamo, che ne muoia qualcun altro? Molti di questi edifici erano allagati, come testimoniano le immagini. Riteniamo che il comportamento specialmente del Comune di Venezia e di Ames non sia stato coerente con i rischi a cui sono stati sottoposti i lavoratori, e per questo abbiamo esposto denuncia. Crediamo che una volta per tutte il Comune di Venezia e Ames devono rendersi conto che il fenomeno dell'acqua alta a Venezia può essere eccezionale, ma può essere anche un'attività, ahimè, è anche un fenomeno che capita tutti gli anni, per cui queste cose qua non possono essere lasciate alla gestione estemporanea e soprattutto mettono a rischio lavoratori e lavoratrici di questi servizi. Eppure il Comune in quei giorni raccomandava di uscire e muoversi in laguna solo se strettamente necessario. Noi abbiamo sollecitato le cose in modo chiaro e abbiamo chiesto responsabilità. Purtroppo nessuno non solo non ha risposto, ma anche ci ha fatto intendere che ritenevano sostanzialmente coerenti e giuste le scelte che venivano attuate. Per questo siamo stati costretti a fare questa scelta. E così il personale è rimasto all'interno senza poter far nulla. Questa amministrazione purtroppo continua a non ritenere strategiche le scuole nelle sue politiche. Sappiamo bene in quali settori investe e non investe su queste. Le educatrici, le insegnanti continuano ad essere spostate da una scuola all'altra come fossero pacchi, nelle scuole le classi vengono accorpate. Allora noi riteniamo necessario che queste politiche vengano cambiate e lanciamo un appello anche ai genitori perché si facciano sentire. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Cavallino Treporti per un aggiornamento sulle condizioni della strada sulla quale ieri si è aperta un'enorme voragine. I lavori di sicurezza veri e propri, quelli del palancolato, sono stati conclusi nella tarda nottata, verso mezzanotte, ed è stato completamente chiuso l'accesso dell'acqua dal canale di Poderio al canale del Consorzio di Bonifica.
È stata una lunga serata, quella di martedì. Ore e ore di lavoro da parte dei tecnici qui in via Pordelio, in zona Cavallarina, Cavallino Tre Porti. Sono già stati posizionati dei pesanti sacchi di sabbia mentre le gru continuano a lavorare e c'è già una prima stima dei danni. Si parla di almeno 1 milione di euro per risistemare la strada in cui si è aperta questa voragine profonda circa 3 metri e che interessa un tratto di 10. Ci siamo incontrati questa mattina con il tecnico dell'ex magistrato alle acque, precisamente del provveditorato dei lavori pubblici, e il quale ci ha confermato che si è formato un sifone sotto la mura di contenimento. Quindi la mura ha tenuto, però l'acqua, la forza dell'acqua con le alte maree degli ultimi giorni hanno eroso sotto proprio la mura ed hanno sifonato. Di proprietà dell'ex magistrato alle acque, la zona, secondo chi sta effettuando interventi da settimane, presenta troppe criticità. Tutti gli interventi che abbiamo fatto negli ultimi 15 giorni sono stati tutti dovuti ad arginature e situazioni di bricole che si spezzano, quindi dover mettere in sicurezza il traffico acqueo, ma soprattutto gli argini che stanno cedendo in decine e decine di punti. Abbiamo messo giù 1500 sacchi di sabbia per andare a preservare quei fontanazzi, quelle situazioni a rischio, però è impossibile da parte nostra sostenere questi ritmi perché sono troppi punti critici che abbiamo su tutto il territorio. E sabato prossimo, a grande richiesta, vi riproporremo alle 21:15 il documentario L'Apocalisse di Venezia, il racconto dei giorni che hanno messo in ginocchio il capoluogo lagunare con l'acqua alta da record in primo piano nelle nostre edizioni straordinarie che vi hanno aggiornato ora dopo ora su quanto stava accadendo. E dopo i grandi ascolti di sabato scorso ci avete chiesto di rivederlo, appuntamento dunque sabato a partire dalle 21:15. La cronaca ora, perché la squadra mobile di Padova ha arrestato per spaccio un imprenditore di Fossò, aveva in casa ingenti quantità della cosiddetta droga dello stupro. Di giorno commerciante di Pellami, di notte organizzatore di eventi tra il padovano e il veneziano, durante i quali avrebbe spacciato droghe sintetiche che stordiscono o danno eccitazione. Sostanze facilmente reperibili anche su internet, potenzialmente pericolosissime non solo per il fisico, ma per il loro utilizzo nelle violenze sessuali. Vanni Fornasiero, 59 anni, di Fossò nel veneziano, è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova dopo una lunga indagine condotta nel mondo della movida notturna e che ha portato la Procura di Venezia a emettere una perquisizione domiciliare. In casa di Fornasiero c'erano vari tipi di droga, per primo 1,5 litri di GBL, acido gamma butirrolattone, liquido che dà rilassamento e amnesia. È un solvente, ma in microdosi ne basta una goccia per alterare le bevande, provocando uno stato di confusione e cedimento psicologico e fisico che espone al rischio di essere vittime di abusi sessuali. Porta anche l'amnesia successiva, per cui se uno ingerisce questo, prova un grande desiderio o comunque non ha freni inibitori, però poi non ricorda niente. Oltre ai flaconi di GBL, il 59enne aveva in casa anche diversi tubi di mefedrone, uno psicoattivo eccitante con effetti simili alla cocaina, ma molto più potente e sconosciuto. Anche questo facilmente reperibile sul web. È il primo sequestro in Italia per questa sostanza. Il 59enne di Fossò avrebbe spacciato il GBL in boccette da 1 o 2 millilitri a 10-20 euro l'una. Ora si trova al carcere Due Palazzi di Padova. La cultura ora, perché torna l'iniziativa dedicata ai giovani al di sotto dei 26 anni per avvicinarli al teatro con prezzi accessibili. Anche quest'anno i giovani sotto i 26 anni possono andare al Toniolo con soli 2,50 €. Si chiama Una poltrona per 2,5 €, è un'iniziativa lanciata da me 2 anni fa e ha proprio lo scopo di avvicinare i giovani al teatro, sapendo che alle volte il prezzo può essere uno scoglio. Con questa iniziativa invece i più giovani potranno godersi uno spettacolo teatrale a costi accessibili, arricchendosi culturalmente.
Lo scopo è appunto quello, togliere l'ostacolo del prezzo che alle volte per un giovane studente può essere significativo e avvicinarlo invece al teatro con appunto 2,50 € che è un prezzo simbolico di fatto. L'idea è appunto avvicinare il teatro, la prosa al giovane e questo funziona molto. Investire sulle nuove generazioni è fondamentale per garantire il futuro di un'arte senza tempo come il teatro e i risultati della prima edizione ne sono la prova. 1000 sono le tessere fatte l'anno scorso, più di 3.000 accessi giovani negli ultimi 2 anni, quindi sono numeri significativi che dimostrano che l'iniziativa è buona, funziona e c'è molto interesse da parte dei giovani. Vi ricordo subito dopo il TG di Treviso torna 20:10, ospite in studio questa sera lo scrittore Andrea Zanetti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, vi lascio come sempre al nostro meteo, buon proseguimento con Antenna 3. Bentrovati al meteo. Tempo in miglioramento sul nostro territorio, le piogge sono in via di cessazione e sarà dunque via via più stabile. Vediamo il dettaglio di giovedì 28 novembre. Sul Veneto alternanza di nuvole e locali rasserenamenti, ma in pianura sarà piuttosto grigio a causa di qualche nebbia mattutina, poi in dissolvimento e in nuova formazione in serata. Vediamo anche le temperature stazionarie, minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra 10 e 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia con qualche residua pioggia a carattere sparso in giornata, ma anche in questo caso in serata i fenomeni saranno in esaurimento. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra i 12 e i 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo locali foschie al mattino sui settori meridionali della nostra regione, maggiori spazi soleggiati invece altrove. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime vedete sugli 11 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.